Buonasera a tutti e benvenuti a quest'ultimo appuntamento, almeno per quanto riguarda la parte convegnistica di questa giornata del primo Festival della Costituzione. E noi ringraziamo i relatori, il pubblico che ci ha seguito con passione assiduamente durante questi primi 2 giorni e invitiamo anche a tornare nel corso della giornata di domani per l'evento conclusivo. Questo Festival della Costituzione è organizzato dalla nostra associazione per la Costituzione qui di San Daniele, un'associazione che ha mosso i primi passi alcuni anni fa timidamente e poi ha accettato questa sfida del Festival della Costituzione che vedo sta riscuotendo un buon successo e ci fa enormemente piacere, ci sprona anche a continuare su questa strada. E lo scopo che ci ha visti unire poi i nostri intenti è stato quello di promuovere e diffondere i valori di legalità e quindi la conoscenza della Costituzione, suscitare l'interesse e accrescere l'interesse per la Costituzione, che è questo insieme di regole e di valori che è alla base della nostra convivenza civile. Tra l'altro anche per rispondere a tutte queste energie positive per cui la gente ha voglia di impegnarsi, di partecipare, si indigna e quindi era giusto che venisse data questa opportunità di acquisire più consapevolezza attraverso la conoscenza della nostra Carta Costituzionale. La nostra attività è iniziata alcuni anni fa ed è stata rivolta prima ai formatori, anche perché nell'ambito dei soci fondatori, ma anche di buona parte dei 100 e più soci che aderiscono, ci sono parecchi anche educatori, ci sono docenti e le scuole di diverso ordine e grado e quindi la prima fase è stata rivolta ai formatori, successivamente è stata la volta dei ragazzi e non ultimo oggi diverse classi degli istituti tecnici e dei licei locali hanno partecipato ad alcuni di questi incontri. Io presento i relatori di questa sera che sono nell'ordine la professoressa Donata Gottardi, titolare della cattedra di diritto del lavoro all'Università degli Studi di Verona ed è anche direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Ha avuto modo di approfondire anche i temi legati alle discriminazioni nell'ambiente di lavoro e quelli legati alla conciliazione tra i tempi del lavoro e i tempi della famiglia. Poi accanto a lei a destra c'è l'ex ministro che tutti conoscete, ora deputato della Repubblica, il dottor Cesare Damiano, che tra l'altro ringrazio anche a nome del sindaco perché è già stato qui a San Daniele in chiusura di una campagna elettorale per le amministrative di qualche anno fa, se vi ricordo, quindi le porto anche i saluti del nostro sindaco Paolo Menis. E lui ha l'attivo diverse pubblicazioni sul movimento sindacale, però lo ricordiamo soprattutto per essere stato ministro del lavoro dal 2006 al 2008, ministro del lavoro e della previdenza sociale e il suo nome è legato anche alla riforma della previdenza complementare. Poi abbiamo Fulvio Giacomassi, che è un sindacalista di uno dei più importanti sindacati italiani, la CISL. La sua carriera e il suo curriculum è tutto all'interno del sindacato, per cui in passato ha partecipato all'RSA presso l'azienda in cui lavorava a Milano e poi è stato segretario nazionale della Federazione Lavoratori dello Spettacolo. Dopodiché è stato anche segretario nazionale della FISTEL, lavoratore delle telecomunicazioni, e quindi dal 2009 è uno dei segretari confederali nazionali e quindi lavora strettamente a fianco del segretario generale nazionale Bonanni. L'argomento di questa sera è il lavoro al tempo della crisi. Si ironizzava prima su un argomento che invece è purtroppo molto triste, che potrebbero parlare a lungo e all'infinito visto che il tema è vastissimo. Io per introdurre, noi ci siamo dati un po' questa impostazione, ciascuno di loro avrà 10 minuti per una prima carrellata di interventi a cui poi seguirà un secondo passaggio. Il tutto dovrebbe
essere contenuto entro in un'oretta perché ci sono poi delle scadenze successive, però c'è anche lo spettacolo di Paolo Rossi. Per quanto riguarda l'argomento, questo è un tema spinoso, parlare di lavoro è triste, ma è necessario doverlo fare. È una vera e propria tragedia quella del lavoro per chi ce l'ha e lo perde, per coloro che invece lo cercano disperatamente e non la trovano, e soprattutto ha a che vedere direttamente con quella che è la realizzazione degli individui. Per cui non è il lavoro da derubricare a un semplice fattore di produzione come denaro, ma il lavoro ha a che vedere con la dignità umana, con la realizzazione, per cui non trovarlo, perderlo, avere una società in cui buona parte dei componenti sono privi, ecco, questo contrasta con lo spirito democratico e con la crescita di un paese. Il lavoro ai tempi della crisi, la crisi se vogliamo nasce una trentina d'anni fa, anche se noi conosciamo quella finanziaria più recente, ecco, la crisi nasce quindi a metà degli anni '80, laddove praticamente a seguito delle politiche anche della Thatcher in Europa e di Reagan in America, praticamente si sposta quella che è l'attenzione dei governi dall'occupazione a quello che invece è l'altro aspetto della lotta all'inflazione, per cui già da allora il lavoro perde la sua centralità. Altro elemento, così altro fenomeno che è all'origine della crisi è quello del cambiamento così della geopolitica, questa globalizzazione, per cui con la caduta anche della cortina di ferro e con l'apertura della Cina si aprono nuove prospettive, nuovi mercati, ma soprattutto si mettono in concorrenza circa 1,5 miliardi di lavoratori sempre più poveri, privi di diritti e di tutele, con un altro 500.000 di lavoratori che invece avevano acquisito nel tempo diritti e tutele. Quindi c'è un'azione di dumping sociale per cui le aziende spostano buona parte delle produzioni laddove il costo è inferiore. C'è l'altro aspetto, infine, sempre all'origine di questa crisi generale, che è quello legato alla tecnologia, per cui le tecnologie introdotte, pensiamo a quelle dei trasporti per quanto riguarda i container, che consentono lo spostamento delle merci, ma anche altre tecnologie come quelle dell'informazione, della comunicazione, ecco, fanno sì che ci sia una perdita di posti di lavoro e veniamo ai tempi più recenti, dove la crisi finanziaria poi contamina anche quella che è l'economia reale, ecco, per cui c'è il sostegno del debito pubblico per sostenere i consumi per un certo periodo, però comunque la vera vittima di tutto questo è l'occupazione, quindi è il lavoro. Ecco, quindi sono degli argomenti che per avviare la discussione potrebbero essere sufficienti. Grazie a tutti e buon lavoro e buon ascolto. Allora andiamo nell'ordine, oppure per galanteria diamo la precedenza alla professoressa Donata Rottarano. Intanto grazie e un caro saluto a tutte e tutti voi e grazie dell'invito a partecipare a questa bellissima iniziativa che mette al centro il tema del lavoro all'interno della Costituzione, quindi mi pare davvero che sia importante a partire appunto dall'articolo 1 della Carta Costituzionale, insomma, credo che questo anche i miei colleghi più laboristi abbiano già parlato anche in precedenza. Il lavoro al tempo della crisi è uno dei temi più complicati. Insomma, tutti i temi sono complicati, ma certo questo è complicatissimo. Posso solo ricette non se ne stanno cercando, posso solo cercare di individuare quelle che per esclusione non possono essere le ricette oppure non possono essere le ricette sufficienti. Io di solito quando parlo di questo introduco dicendo che non lo dovrei dire da giurista del lavoro, ma condivido chi dice che non si può pensare che l'occupazione riparte modificando continuamente le regole del lavoro. Sono 10 anni, insomma almeno 10 anni le regole del lavoro sono continuamente cambiate, insomma almeno un decennio
di grandi riforme, no? La riforma del 2003, la riforma adesso, ogni volta sembra una riforma epocale che cambierà tutto, ma non si può pensare che si sviluppi l'occupazione. Quello che può cambiare è una tipologia di occupazione anziché un'altra tipologia di occupazione. Nel 2003 abbiamo creato, insomma siamo arrivati all'apice del numero di tipologie del lavoro messi in concorrenza. L'idea era quello di metterla in concorrenza soprattutto sul lavoro nero. Il nostro è uno dei paesi che ha ancora il tasso maggiore di lavoro nero e di lavoro sommerso, ed eventualmente è stato un riposizionamento sull'assetto di convenienze dei datori di lavoro, soprattutto qualche volta anche dei lavoratori, ma soprattutto dei datori di lavoro, sull'assetto di convenienza, spostare dal lavoro subordinato a tempo indeterminato ai lavori più precari fino ad arrivare a quello che nel linguaggio dei giuristi si chiama lavoro parasubordinato, vicino alla subordinazione ma comunque ancora subordinato. Allora, questo significa ridistribuire eventualmente le occasioni di lavoro su tipologie che si fanno con... C'è un dumping sociale interno alle regole del lavoro, mettiamola così. Si è prima parlato di dumping, non c'è solo il dumping nell'andare oltre, nell'andare in un altro paese, ma c'è anche un dumping sociale che ha eroso continuamente le regole del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Allora, pensare che si sviluppi l'occupazione in questo modo, ecco, questo no. Questo può portare a modificare le convenienze, può portare a modificare le convenienze di un datore di lavoro a utilizzare se servono prestazioni di lavoro, a utilizzare un lavoratore a progetto, prima un collaboratore coordinato continuativo, o un lavoratore a chiamata, o un lavoratore a termine, come è successo di recente, ma non è questo che sviluppa l'occupazione, quindi non è questo che fa crescere l'occupazione. Quindi la legislazione è importante, qui c'è scritto le norme limitano, la prima pagina, le norme limitano la libertà, l'assenza di norme impedisce la libertà. Quindi è vero che non ci può essere l'assenza di norme, però non si può nemmeno caricare di attese le norme, perché le norme, ripeto, possono solamente modificare tutto questo. C'è sicuramente un attacco concentrico rispetto all'erosione di diritti che sono considerati i diritti che sono stati conquistati negli anni 70 e che si ritiene che adesso siano eccessivi, e cresce quindi invece cresce in maniera esponenziale il livello di precarietà che si vive nel lavoro, e penso che la crescita della precarietà non sia solo la crescita della precarietà di chi ha lavori precari, cresce complessivamente la precarietà anche di chi ha lavori stabili, che sta, insomma, il fenomeno delle chiusure delle imprese, dei licenziamenti collettivi, delle riduzioni dei rischi è esponenziale. E tutto questo avviene certo per effetto della crisi economico-finanziaria, questo avviene per effetto della globalizzazione, avviene anche perché forse appunto alcune ricette non si può pensare che funzionino. Io vi faccio solo un esempio, ho pochissimo tempo e poi magari riprendo alcune considerazioni, ma ho portato una comunicazione. L'altro punto che volevo dire è che non possiamo pensare che risolviamo i problemi nel nostro paese. La globalizzazione significa andare fuori dalle frontiere nazionali. La crisi ci è arrivata da fuori rispetto, certo avevamo una crisi anche interna, ma che si è enfatizzata rispetto alla crisi economico-finanziaria non è nata all'interno del nostro paese, ma l'abbiamo subita, importata. Quindi non possiamo pensare di ragionare dentro al nostro paese, sia perché l'occupazione non ha confini, sia perché le imprese si muovono senza confini, e sia perché dobbiamo ragionare su una scala più ampia. Allora, se guardiamo anche solo alla scala europea, io vi faccio solo un esempio di un dato che a me pare impressionante. Ho portato una comunicazione della Commissione che è l'analisi annuale della crescita per il 2013. Il documento è una specie di pianto, cioè, in tutti i paesi europei con maggiore attenzione, paesi come il nostro, quelli dell'area mediterranea, cresce la disoccupazione, crescono le disuguaglianze, cambia il reddito delle famiglie, insomma tutte le cose che conosciamo bene e che insomma, non serve che stia qui a ripetere. Ma
a me ha colpito tantissimo un punto che riguarda scala Europa, non scala Italia, scala Europa, e che inizia così: un dato positivo è il tasso di occupazione dei lavoratori più anziani. Tutto questo perché a livello europeo si è pensato che per sviluppare l'occupazione bisogna cercare di sviluppare l'occupazione dei lavoratori più vicini al pensionamento, di aumentare l'età di pensionamento, di incrementare l'occupazione delle donne, cioè più occupazione delle donne, più occupazione delle persone adulte o addirittura delle persone anziane. Quindi la frase inizia così: un dato positivo è che il tasso di occupazione dei lavoratori più anziani è aumentato di 1,8 punti percentuali tra il 2008 e il 2011, contro un tasso di riduzione del tasso di occupazione generale. Benissimo. Poi chiude: parallelamente si è registrato un calo di 3,8 punti percentuali del tasso di occupazione giovanile. Ecco, questa per esempio è una di quelle ricette che non possono stare in piedi. Mi pare evidente. Se cresce di 1,8 l'occupazione dei lavoratori anziani, ma cala di 3,8 l'occupazione dei giovani, forse c'è qualcosa di sbagliato. Allora, io non so suggerire le ricette, ma credo che ci siano alcuni dati che ci confermano quello che invece non si può fare. Per esempio, scambiare, insomma si parla tanto di patto generazionale tra giovani e persone più adulte, importante, interessante, bisognerà trovare la ricetta giusta, ma appunto bisogna trovare la ricetta giusta. La ricetta giusta non può essere semplicemente avere più occupazione di lavoratori anziani, perché questo significa abbassare di molto di più di quello che si incrementa con l'occupazione degli anziani l'occupazione dei giovani. Quindi non credo che sia così che si risolve il problema. L'altro modo in cui, e qui vorrei fare una battuta solo sul lavoro delle donne, non ho portato il ritaglio di un giornale recente che mi aveva molto colpito, ma che insomma diceva, di fatto suggeriva quest'altra ricetta: donne convincetevi, donne italiane convincetevi, fare le badanti è un bel lavoro. Non era proprio così il titolo, ma era molto accattivante nel dire: è ora che le donne si rendano conto che bisogna tornare a fare servizi di cura e che di questo si devono occupare. Allora, io per esempio ho speso tanta parte della mia vita nel parlare di conciliazione e di ridistribuzione dei ruoli, credo che sia proprio, non dico che il lavoro di cura, ma soprattutto i servizi dovrebbero essere incrementati, razionalizzati e migliorati. Credo che un'altra delle ricette forse sbagliate è quella di dire alle donne: insomma, tornatevene a casa al massimo in un lavoro di cura, perché solo così si risolve. Capisco che così ho solo detto quello che non mi piace delle ricette e invece non saprei costruire una ricetta positiva. Grazie. No, lasciamo magari a te la possibilità di prendere un po' di cose. Allora Fulvio Giacomassi prosegue sull'argomento. Ci sono le contraddizioni di cui ha parlato prima la dottoressa, e ci sono tutti questi aspetti legati al lavoro povero che è stato introdotto, alla precarietà, la grande illusione della flessibilità che doveva servire ad aumentare la produttività, che molte volte invece ha consentito solo di abbattere il costo del lavoro, però ha creato dei lavoratori poveri sottopagati rispetto al lavoro strutturato. C'è l'altro aspetto anche della staffetta generazionale e delle due riforme, della riforma in particolare che ha allungato l'età pensionabile e ha abolito le pensioni di anzianità, che forse non è riuscita quindi a consentire la piena occupazione dei giovani, e sono rimasti al lavoro gli anziani, creando ulteriori problemi alle famiglie e ai lavoratori. Sì, grazie dell'invito, dell'opportunità anche di poter portare un contributo. È ovvio che lo farò dal punto di vista del sindacalista, persone che come me in questa fase sono vicini con le nostre strutture, con i nostri delegati, alle persone che vengono messe in cassa integrazione, che stanno cercando il lavoro, alle
questo un compito doloroso personalmente, però un compito che non viene mai raccontato, anzi si dipinge sempre l'azione del sindacato come un'azione da sovrastruttura, quando invece abbiamo moltissime persone, fanno i delegati volontariamente, poi le nostre strutture, le nostre sedi che sono vicine, sono una parte della tenuta di questa coesione sociale in Italia. E questo ci fa dire appunto che il tema del lavoro oggi in Italia, ma poi se vorrò fare solo un accenno anche a livello più ampio, è un tema che è molto forte e sentito dalle persone, dalla nostra società, e sul quale davvero dobbiamo fare uno sforzo tutti assieme, imparare a cooperare pur avendo idee diverse, ma per riuscire ad andarne fuori e trovare risposte. Non è facile, ma questo è l'impegno che io credo che abbiamo, a partire anche noi dai sindacati, dalle parti sociali, poi uno sforzo sul quale ci stiamo lavorando, e dirò anche su che cosa. È evidente che include il tema del lavoro in Italia, include anche una guardatina veloce e rapida a quello che succede a livello sia europeo che anche internazionale. È chiaro una cosa, che la globalizzazione così com'è la dobbiamo un po' rivedere. Noi abbiamo fatto un incontro con i nostri sindacati a livello mondiale e per dirvi solo qualche numero, il sindacato a livello mondiale, i nostri sindacati insieme hanno 130 milioni di iscritti, cioè non è poca cosa. E anche qui abbiamo cominciato a fare una riflessione importante, che è questa. Noi abbiamo, i paesi industrializzati hanno portato le fabbriche là, la manifattura, con qualche eccezione. E lì bisogna che comincino, sia in Asia che da altre parti, in Cina e in India, a distribuire la ricchezza ai lavoratori per un lavoro dignitoso e per un lavoro che sia riconosciuto. Quello è successo in Bangladesh, è una cosa, cioè, è normale che lì succeda, nella sua tragicità però deve più succedere. Cioè se si porta lì ricchezza o le cose da fare, devono distribuirla per dare la possibilità di consumare anche a vivere una vita dignitosa e noi poter portare qualche prodotto là, perché altrimenti non funziona più così, non funziona più la globalizzazione in questo modo, diventa una disuguaglianza sulla disuguaglianza, diventa sfruttamento. Questa è la prima questione che abbiamo. In Europa anche qui con i nostri sindacati non stiamo male solo in Italia, lo diceva la signora prima, è un bollettino di guerra dal punto di vista occupazionale, solo sui giovani, ma proprio è pesante. E qui è ovvio che serve un'Europa un pochino diversa, che si faccia carico di questa Europa non solo monetaria ma bancaria, ma deve diventare anche un'Europa politica, un'Europa sociale. Cioè qui basta scrivere le agende sociali. In Europa scriviamo tutti i libri bianchi, libro verde, diciamo dove cosa bisognerebbe fare, ma poi non si interviene conseguentemente, come in questo caso il nostro governo, meno male, si è mosso, bravissimi, noi stiamo sostenendo in questo. Il problema dei giovani deve diventare un primo punto, il primo problema che l'Europa dal punto di vista sociale deve fare, mettere in campo misure e sostegno. Le nozze coi fichi secchi non sappiamo bene che non funziona.
E l'Europa è anche un terreno sul quale si deve misurare, perché noi abbiamo un modello di economia sociale di mercato, come dire, lo Stato sociale esiste solo in Europa, la protezione sociale esiste in Europa. Su 7 miliardi di abitanti di questo pianeta, chi ha la protezione sociale sono solo il 20%, cioè 1,4 miliardi. Che vuol dire che dalle altre parti, al di fuori dei nostri mondi, chi non lavora si arrangia, per cui può morire, se si ammala si arrangia, eccetera. Ora la globalizzazione può significare che ci vengono addosso a noi e ci travolgono, perché poi si fa tutto a ribasso, no? Bisogna che le cose si rimettano a posto in un certo modo, e qui l'Europa ha molto e può fare molto in questa direzione, però deve darsi una mossa, e qui dobbiamo camminare molto e fare molto. Infatti come sindacati a livello europeo stiamo spingendo tantissimo in tutte le nazioni, anche con la stessa Commissione europea e Parlamento, perché appunto si inizia a mettere in campo misure davvero europee di sostegno al lavoro a partire dai giovani. Per venire a noi, 3 cose a noi Italia. È evidente, noi si parla di lavoro, dobbiamo fare i conti con la crescita economica, se non si cresce è complicato immaginare il lavoro. Noi siamo da alcuni anni in decrescita, non stiamo parlando di crescita, di decrescita economica. Abbiamo i fattori strutturali che tutti conosciamo bene, perché noi che stiamo a contrattare, a negoziare le ristrutturazioni, ci accorgiamo che mettiamo dei cerotti, perché non si vede un altro settore dove in questo settore si crea lavoro. Cioè qualche anno fa magari calavano nell'industria, ma si sviluppavano i servizi. Oggi non c'è più niente, tutto al ribasso e tutto a mettere cerotti. Più abbiamo i soliti problemi infrastrutturali che noi non risolviamo. Il costo dell'energia da noi è altissimo per le famiglie ma anche per le imprese, come si fa a competere in Europa? Abbiamo il solito problema del credito alle imprese e alle famiglie che tutti conosciamo, i temi infrastrutturali facciamo fatica a risolvere, la pubblica amministrazione è messa in un certo modo, e registriamo i tassi di disoccupazione e di aumento della povertà. Inoltre si è aggiunto e si sta aggiungendo, ma alcuni anni avete toccato anche voi prima questo argomento, la minaccia ambientale, che anche questo è un tema che non possiamo lasciare alla magistratura. Qui bisogna la magistratura faccia il suo di lavoro, non è la soluzione ambientale alla magistratura. La magistratura deve sorvegliare, deve fare la sua parte, ma bisogna mettere insieme lavoro e ambiente in maniera europea, in maniera nuova, in maniera intelligente, in maniera sostenibile. E questo è lo sforzo che bisogna fare nei prossimi anni. Se scegliamo altre strade non abbiamo via d'uscita, noi parliamo di lavoro, no? Perché se l'uscita a questo è chiudere le aziende, facciamo fatica. E questo è un tema molto importante, molto interessante, che avremo nei prossimi anni in maniera pesante. Ho già preso tanto tempo. Cosa stiamo facendo noi come sindacati, tutti e 3 assieme? Stiamo cercando di fare delle iniziative su questi argomenti in maniera nuova e diversa, non quella di fare la lista della spesa e dare la colpa agli altri, ma abbiamo cominciato a dire: guardate che qui c'è un tema di coesione sociale che va mantenuto in Italia, e perché questa non si aggravi bisogna rifinanziare gli ammortizzatori sociali interni. Ci stanno mettendo mano il governo, bene, perché altrimenti avremo altre 600.000 persone che scivolano, se mancheranno quelli, nell'area della povertà. Poi sono dolori per tutti, perché la gente
pancia vuota o con i problemi succedono cose che non... Gli esodati vanno risolti, cioè abbiamo 150.000 persone ancora, chi non ha il posto di lavoro e chi non ha neanche la pensione, cioè si sono messi a posto 130.000, però questo disagio bisogna tirarle via le persone, insomma, si possono trovare soluzioni intelligenti. Giustamente Damiano lo argomenterà meglio di me, insomma, questa legge Fornero che ha da un lato allungato il periodo di andare in pensione, dall'altro insieme ha accorciato gli ammortizzatori sociali, è evidente che c'è tutto implode quando parliamo di lavoro e possibilità di tenerli in piedi. Anche lì va corretta la cosa, va corretta flessibilizzando, perché c'è lavoro e lavoro, perché insomma, noi abbiamo avuto questa idea nei contratti di lavoro avvicendiamo gli anziani con i giovani, cioè facciamo magari un part time, un'uscita leggera e poi facciamo entrare un giovane che dell'anziano gli può fare da tutoraggio, e queste sono, dobbiamo mettere a disposizione dei soldi per fare conciliazione, perché anche qui le aziende non sono dei benefattori, però bisogna che ci sia un sostegno dove, se tu hai un'organizzazione al lavoro che permette a una donna, a un uomo di poter conciliare il tempo di vita e il tempo di lavoro in alcuni momenti, è molto importante questo fatto, insomma. Poi sui giovani bisogna subito, qui speriamo che la comunità europea ci dia una mano, bisogna detassare chi assume il giovane a tempo indeterminato. L'azienda non deve avere questi carichi, qui bisogna questa cosa farla anche rapidamente, perché è una cosa che può davvero aiutare. E poi attivarci per fare servizi all'impiego efficienti e includenti. Noi non abbiamo servizi all'impiego come il nord Europa ce l'ha. Cioè, i tedeschi, dai tedeschi in su, hanno questi servizi all'impiego che sono efficienti, riescono a far incontrare offerta e domanda, che riescono a mettere a disposizione e fanno tutoraggio. Invece da noi esiste il passaparola prevalentemente, c'è il posto, uno sente il suo vicino, il familiare, e si creano. Non c'è un vero mercato del lavoro indirizzato, tutelato, assistito, e credo che questo sia una parte delle azioni che dobbiamo fare. Poi avremo il problema delle risorse. Noi diciamo tutti che per tirar fuori le risorse in Italia di lavorare sull'evasione fiscale, perché come abbiamo visto anche i dati delle agenzie delle entrate, se un imprenditore, un piccolissimo imprenditore, paga meno allo Stato del suo dipendente, qualcosa vuol dire che non funziona, insomma, no? Si può mettere mano un po' il sistema per incamerare altre risorse e metterle da questo punto di vista in modo importante. Come bisogna intervenire noi non è più sostenibile che abbiamo lo Stato, le regioni, le province, comunità montane e i comuni, costano troppo. Cioè in Germania, dico, un comune sotto i 10.000 abitanti non c'è, noi abbiamo 8.000, e poi abbiamo lì il comune che ha 34 abitanti, ha lo stesso statuto del comune di 1 milione di abitanti. Si vuol fare nella pubblica amministrazione i costi standard, facciamoli, cioè bisogna fare le cose ormai, non si può più rinviare. Questo secondo me serve, è molto importante, ed è molto importante che anche noi come parti sociali, come sindacati, siamo attivati anche su queste cose. Si preoccupa quanto è stato detto riguardo soprattutto alla contrapposizione che c'è tra salute e lavoro. Se pensiamo che la tutela della salute, l'articolo 32
piazza, laddove la gente davanti ai cancelli dell'Ilva di Taranto oppure davanti a altre realtà gridava meglio morire di cancro piuttosto che di fame. Ecco, e guai dover arrivare a questo, che è la negazione dell'umanità. Ecco, per cui tutti questi aspetti che riguardano la tutela della sicurezza, della dignità della persona e che attengono quindi agli altri anche articoli, l'articolo 41 che impronta l'attività economica, quindi quella delle imprese, al rispetto di questi principi, sono importantissimi. Si è accennato anche a quello che si è lasciato sul campo con le riforme della pensione. Per quanto riguarda anche la figura degli esodati, so che il ministro Damiano è stato tra i primi a raccogliere questi lamenti e a dimostrare la sua sensibilità. Ecco, riguardo a questi temi, riguardo anche alle ricette possibili che può indicarci, se mai sia possibile, raccogliendo proprio le segnalazioni che sono venute anche dai colleghi relatori. La parola al ministro Damiano. Bene, grazie. Anch'io ringrazio per l'invito. Vorrei un po' inquadrare la situazione, perché immagino, sentivo dai commenti, che si voglia avere qualche proposta dalla politica, insomma, non parlare semplicemente di aria fritta. Allora dico questo: gli interventi che mi hanno preceduto li condivido, hanno posto questioni importanti. Massi l'ha fatto, Donata io la annovero fra i miei maestri, quindi abbiamo anche lavorato assieme per anni, abbiamo scritto cose importanti, la Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, quindi ho imparato molte cose, condivido la sua impostazione. Ora, noi siamo in un governo di larghe intese. Io non voglio commentare perché siamo arrivati al governo di larghe intese, perché è un argomento che non fa parte di questa discussione. E in questo governo in questo Parlamento io sono Presidente della Commissione Lavoro. Al Senato Presidente della Commissione Lavoro è Maurizio Sacconi. Giusto per chiarire, io e Maurizio Sacconi siamo combattuti per 5 anni nella precedente legislatura, quindi sosteniamo tesi agli antipodi da farsi. Siamo costretti ad andare d'accordo se vogliamo fare 3 cose, per poi andare al voto avendo riformato la legge elettorale. Si può fare? Ma io penso di sì, paradossalmente sì. Se con Maurizio Sacconi io discuto della legge Biagi, possiamo passare un altro secolo, non siamo d'accordo. Io l'ho applicata, al tempo stesso l'ho scoraggiata, lui pensa che sia, come si dice, l'alfa e l'omega della SUS dei temi dell'occupazione. Quali sono le materie sulle quali possiamo fare dei passi? Qui è stato citato il tema del lavoro, il tema delle pensioni, ci vorrebbe una giornata, però in pochi minuti, ho qui il cronometro, cerco di fornire qualche indicazione. Intanto io penso che sia una buona notizia il fatto che CGIL, CISL-UIL e Confindustria abbiano siglato un accordo sulla rappresentanza e sulla rappresentatività. È storico, è epocale, non lo so, tutte le volte si dice così, sicuramente è un passo importante, una pietra miliare. Se questo accordo sconfigge una tesi che ha vinto negli anni del governo Berlusconi, viva gli accordi separati. Io invece ho sempre detto viva gli accordi unitari di concertazione, anche qui 2 tesi in campo. Questo accordo sembrerebbe scongiurare la possibilità di fare accordi separati, anche perché ha delle normative che già conosciamo, ricicciate, che vincolano al principio di rappresentatività la conclusione di un accordo. E poi c'è anche una bella novità, che ai lavoratori viene consentito di esprimersi, quindi faranno un voto, un referendum. Seconda buona notizia che riguarda il sindacato: il 22 giugno c'è la prima
chiamato o tanti anni manifestazione nazionale unitaria dei CGIL e dei CSEGUI. Per me questo è un bel segno, perché effettivamente è incomprensibile in un momento come questo una divisione dei sindacati. Ho sentito Bonanni dire sento odore di unità sindacale, forse odore no, profumo. Io sono contento perché io ho sempre abusato quel profumo, poi da vecchio sindacalista non ci sono riuscito, però per me anche questo è un punto fondamentale, unità organica per carità, però almeno unità di intenti, unità d'azione, convergenza su grandi questioni, difendere l'occupazione, salvare un sistema pensionistico un po' malandato. Ci ho detto. Io penso che noi al governo, io sto esaminando questo tema, abbiamo alcune questioni subito e alcune dopodomani. Quella subito è il decreto che stiamo esaminando, io sono relatore insieme a Capezzone. Quindi come vedete sono delle accoppiate abbastanza quando sei diciamo hard, io e Capezzone siamo relatori del medesimo provvedimento perché si fa sempre uno di qua uno di là. E lì c'è una prima questione, la cassa integrazione in deroga. Intanto aggiungiamo 1 miliardo a quello messo dal Presidente del Governo, quindi andiamo a 2 miliardi. Basteranno? No. Le regioni hanno detto con questo 1 miliardo in più, poi loro dicono che non è vero che sia 1 miliardo, ma è meno di 1 miliardo, poi è vero che sono soldi presi da altri fondi, arriviamo a luglio. Intanto c'è 1 miliardo. Io sono uno molto concreto. Lo approveremo. E c'è un monitoraggio per vedere quanto manca, perché se no, come diceva Giacomassi, ci sono persone che non hanno reddito, non una centinaia di migliaia. 2, si riaccende il tema dei contratti di solidarietà, 60 milioni e poco, ma intanto si fa una cosa buona perché il contratto di solidarietà ti impedisce di andare in cassa integrazione, redistribuisce l'orario e non crea disoccupati. Io sono un fan dei contratti di solidarietà. 3, si sposta di 6 mesi la scadenza di contratti eterni della pubblica amministrazione. Concludo. Domani mattina decidiamo queste prime norme. Risolvono il problema? No. Sono un pannicello caldo, una situazione tremenda. Però è un fiammifero che si accende nella notte. Io prendo e vediamo. Poi prima la parte arriviamo a casa. Altre questioni per me sono 2. Uno è la questione giovanile. Come si fa? Qui bisogna studiarla bene perché ci vogliono tanti soldi. Soldi non ce n'è a sufficienza. Quindi bisogna decidere se si fa l'IMU non si può fare molto altro. Se non si aumenta l'IVA non si soccorre l'occupazione dei giovani. Se io dovessi decidere aumenterei l'IVA di un punto. Lo dico perché io voglio essere chiaro. Penso che la politica debba essere chiara, dire anche cose spiacevoli, non ingannare le persone. Se mi chiedete che butti dalla torre, butto l'aumento dell'IVA, cioè lo faccio e tengo i soldi per i giovani. Io, ma io non governo, quindi vedremo. Perché ci vogliono molti soldi? Se vogliamo dare una spinta all'occupazione giovanile, l'unica misura che io vedo utile è diminuire il costo del lavoro. L'abbiamo già fatto al tempo del governo Prodi, io ero ministro, l'ho voluto per il tempo indeterminato, non per il tempo determinato. Io voglio scoraggiare il lavoro a tempo, voglio incoraggiare il lavoro che si stabilizza. Perché ci vogliono molti soldi? Perché si può fare in 2 modi. Scusate il tecnicismo, ma è giusto anche informare le persone perché accade. O si fa uno sconto su tutti quelli che già lavorano a tempo indeterminato, 10 milioni di persone,
o si fa lo sconto su coloro che entreranno nel mercato del lavoro a tempo indeterminato, mezzo milione di persone, il rapporto è 1 a 20. Quindi io dico, dobbiamo farlo su quelli che entreranno nel mercato del lavoro, perché se sconto 3 punti mi costano 5 miliardi all'anno, se sconto un ventesimo mi costeranno, fate il calcolo, credo, in questo momento un ventesimo di 5 miliardi sono 250 milioni, giusto? Sono 2 cifre diverse. Qual è il problema? Il problema è che, conoscendo il sistema delle imprese del lavoro in Italia e i comportamenti opportunistici, sicuramente di una minoranza delle imprese, per carità, ci sono buoni e cattivi imprenditori, buoni e cattivi operai, potrebbe venire in mente che Cesare, che è anziano, costa 100, il figlio di Cesare, che è giovane, mi costa meno di 100, lascio a casa Cesare e lo sostituisco con tanti figli. Questo non possiamo permetterlo. Sarà un problema sul quale riflettere. Secondo punto, la staffetta generazionale, ma ne parleremo in 10 minuti restanti, perché fa sempre parte delle questioni giovani. L'altra questione è quella delle pensioni. Che facciamo? Sulla questione delle pensioni è vero, c'è questo tema degli esodati. L'errore commesso non può essere riparato facilmente, è stato quello di cancellare le pensioni di anzianità. Le quote che io avevo fatto nel 2007. Ricordo che Mastrapasqua, presidente dell'INPS, ha dichiarato che la mia riforma più quella di Sacconi, che ha messo una finestra di 1 anno, aveva portato il momento della pensione in Italia a 61 anni e 3 mesi, analogo a quello che capita nel resto dell'Europa. Questo prima della riforma Fornero. Con la riforma Fornero siamo passati in testa, abbiamo superato d'impeto la Germania e la Francia. Io non sentivo questo bisogno, perché la manovra ha fatto pagare alle pensioni il peso del risanamento dei conti. Questo non è giusto. Io mi sono battuto, però ho potuto fare relativamente poco. La mia proposta si muove in 2 direzioni. Una, reintrodurre un principio di flessibilità nel sistema pensionistico. Costa. Mi pare che Letta l'abbia detto, mi pare che Giovannini l'abbia detto. Nella passata legislatura ho presentato una proposta di legge, l'ho ripresentata in questa legislatura. È molto semplice. Consentire ai lavoratori, a partire dai 62 anni fino ai 70, di poter scegliere il momento più opportuno di andare in pensione, a condizione che abbiano almeno 35 anni di contributi, a condizione che l'assegno pensionistico che risulterà dal calcolo sia almeno 1,5 volte l'assegno minimo, e a condizione che accettino a 62 anni di subire una penalizzazione dell'8%, a 63 del 6, a 64 del 4, a 65 del 2, a 66 0, a 67 più 2, 68 più 4, 69 più 6, 70 più 8. È un sistema semplice. L'indifferenza è a 66 anni, che è l'attuale punto di possibilità per andare in pensione. Si anticipa di 4 anni e per il futuro. Naturalmente le pensioni di anzianità residue, quelle di 41-42 anni, la mia proposta è che diventino 41 per tutti, uomini e donne, senza penalizzazione. Io mi sono stancato di spiegare che se una persona della mia generazione è andata a lavorare a 16 anni è perché ha fatto a quel tempo l'avviamento, non ha studiato, dalla famiglia probabilmente più povera, aveva gli studi, non lo so, ha fatto l'operaio tutta la vita. Dopo 41 anni può anche ritirarsi senza penalizzazioni. Lo capisco. 41 più 16 fa 57. È una categoria in via di estinzione. Perché i nostri figli non vanno a 15 a lavorare, vanno, se va bene, a 30. Però io penso che un lavoro manuale per tutta la vita, dopo 41 anni,
Seconda questione, concludo, è sui cosiddetti esodati. Noi ci siamo battuti, abbiamo strappato 130.000 persone salvaguardate, stiamo monitorando, le prime 8.000 pensioni sono state pagate con le vecchie regole pre-Fornero. Lì è molto semplice, costa. Bisogna finanziare il fondo che abbiamo costituito l'anno scorso nella legge di stabilità per allargare le famiglie di coloro che possono andare in pensione con le vecchie regole. Però chiarisco, stiamo parlando di persone che si sono licenziate in buona fede o che sono state licenziate entro il 31 dicembre del 2011, non quelli che sono licenziati ieri, per quelli che non sapevano che avrebbero dovuto aspettare 7 anni per andare in pensione e pensavano di andarci dopo un anno, in buona fede. Noi stiamo pensando a quelli lì, non ad altri, o a quelli che hanno sottoscritto accordi di mobilità sempre prima di quella data, e che magari sono ancora al lavoro, andranno in mobilità e quindi potranno ancora fruire delle vecchie regole. Per i nuovi può entrare in gioco dal 2014 questo sistema di flessibilità. Sono due cose che costano tanti soldi, non so se ci sono i soldi, bisogna battersi perché questo avvenga. Ci sarà anche un sacrificio per i lavoratori, non ne discuto, ma onestamente io non saprei come fare diversamente. Perché guardate, con la riforma Fornero fino al 2020 abbiamo un risparmio di 22 miliardi. Ho formulato una domanda alla Ragioneria dello Stato: quanto si risparmia dal 2020 al 2060 dalle pensioni? 350 miliardi di euro in un quarantennio. Voi capite che è un salasso sociale incredibilmente alto. Quindi questa è la situazione. Naturalmente sono d'accordo con Donata, non è con le nuove regole del mercato del lavoro che facciamo occupazione se non c'è sviluppo. Bene il fatto che Letta vada in Europa, abbiamo superato la procedura di infrazione, ci dà un po' di respiro, bisogna battere la dottrina Merkel. Il rigore va bene, il rigore miope, il rigore stupido, il rigore fino a se stesso ci ammazza tutti quanti. E io penso che la Cina deve essere un pochino allentata, non per tornare al paese del Bengodi, ma per legare il giusto rigore con quote di risorse destinate allo sviluppo e alla protezione sociale, altrimenti la situazione diventa ingestibile. Mi pare che questo sia il punto di equilibrio non facile in un governo che ha la caratteristica che tutti sapete, però è obbligatorio fare queste poche cose, rifare la legge elettorale e poi, messo un po' d'ordine, vedremo quello che ci suggerirà di fare la situazione politica. Questo mi pare, come si dice, il punto concreto sul quale avviare una riflessione sicuramente molto molto difficile, però impegnativa anche, come si dice, interessante dal punto di vista delle soluzioni. A questo punto c'è lo spazio per gli ultimi interventi che cercheremo anche di contenere, tra l'altro cercheremo anche di bilanciare, visto che poi Giacomassi forse ha utilizzato più del tempo a disposizione, allora più spazio forse alla professoressa Gottardi. Ecco, gradirei anche si parlasse magari di quelle che sono le prospettive della formazione del lavoro, sempre tenuto conto dell'esigenza di favorire l'occupazione giovanile che ormai rasenta a livelli spaventosi del 30%, per impiegare al meglio quella che è la migliore gioventù, così esordiva ieri il nostro Presidente presentando le eccellenze della scuola locale del Manzini. Ecco, e che poi anche, volendo si trattasse anche dell'altra grande riforma, si è parlato questa sera di quella delle pensioni, ecco, però l'altra riforma che riguardava il mercato del lavoro, ecco, laddove ci sono state grandi discussioni che poi hanno trovato nel testo del ministro Fornero una sorta di mediazione che però non ha sciolto
decisione di assumere, e invece chi ritiene che questo non sia l'ostacolo principale. Ecco, poi tra chi ritiene sia importante tutelare il posto di lavoro e chi ritiene sia importante tutelare il lavoratore. Ecco, tra chi interpreta la flessibilità come un modo per contenere il costo del lavoro, invece chi lo considera un modo per incrementare l'occupazione. Ecco, la parola alla professoressa. Sì, grazie, proprio riprendere, sono temi tutti molto, molto ampi, quindi cerco di nuovo di dare qualche risposta possibilmente un po' breve. Partirei dalla seconda parte, insomma, appunto la riforma del 2012 del mercato del lavoro, anche nei suoi, all'inizio era anche una riforma più, come dire, fatta di tanti articoli, adesso è concentrata in 4 articoli, quindi è molto più difficile da leggere, perché sfido chiunque a ricordarsi il comma 32 dell'articolo 1, il comma 78 dell'articolo 4, insomma è molto più difficile da leggere. Però dal punto di vista anche dell'impianto è diventata ancora più evidente ed è costituita su 3 assi. Il primo asse, almeno formalmente, ma poi cercherò brevemente di spiegare che non è proprio del tutto così, ma insomma dal punto di vista formale propone una serie di scambi. Riduzione della cosiddetta flessibilità in entrata, quindi meno di quelle tipologie di cui avevo parlato prima, riduzione quindi della flessibilità in entrata, ma c'è proprio scritto così, flessibilità in entrata, è la prima volta che nella legge compare questa formula. A questo si fa come scambio, si dà come scambio un aumento della flessibilità in uscita, cioè una maggior libertà di licenziamento da parte del datore di lavoro, e si parla proprio di flessibilità in uscita, quindi non tanto di licenziamento come siamo abituati noi giuristi, ma proprio di flessibilità in uscita, quindi uno scambio: minore flessibilità in entrata, maggior flessibilità in uscita. Nel mezzo che cosa? La riforma degli ammortizzatori sociali, quindi i 3 punti che sono i 2 scambi: minore flessibilità in entrata, maggiore flessibilità in uscita, minor tutela nel posto di lavoro, maggior tutela nel mercato del lavoro, che sono 2 scambi che ci vengono dall'Europa, siamo sempre lì, cioè questo è una scelta, questa è una scelta che era scritta in un libro verde, a proposito di libri che ci vengono dall'Europa, in un libro verde che non è mai diventato un libro bianco, perché i libri verdi per diventare operativi hanno bisogno di cambiare colore, di diventare bianchi. Questo è rimasto verde perché è stato contestato da tutti, dai giuristi del lavoro anche del nostro paese che si sono messi insieme per dire di no, dal sindacato, dal Parlamento europeo. Il Parlamento europeo, tutti, destra e sinistra, non la destra estrema né sinistra estrema, ma destra e sinistra, i popolari socialisti, erano molto d'accordo nel dire: non possiamo pensare che così si scambia, non sono scambi propri, non sono come i vasi comunicanti, non è come l'acqua che se giri poi arriva a un livello medio. Non si può scambiare la protezione nel posto di lavoro con la protezione nel mercato del lavoro, aggiungo, men che meno ora che nella crisi, perché l'altro passaggio, se vogliamo, era: proteggiamo di meno il lavoratore, un po' il modello, insomma, ne avrete sentito parlare, danese, olandese, di alcuni piccoli paesi d'Europa che avevano le risorse per poterlo fare, ed era il periodo, gli anni 90, in cui lo potevano fare. Era, anziché proteggere il lavoratore nel posto di lavoro, gli garantiamo le transizioni, non succede niente se viene licenziato, perché poi ci saranno i servizi di formazione, i servizi di riqualificazione, l'accompagnamento, i colloqui personali, la possibilità di trovare un altro posto di lavoro. Ecco, certo, A, quelli erano piccoli paesi, B, erano negli anni 90, molto difficile ora pensare a una transizione quando tutto, non ci sono più transizioni nella crisi. Questo è l'altro grande problema, che se già le transizioni erano difficili, adesso le transizioni non dico che siano impossibili, perché certo si realizzano, ma sono sempre di meno queste occasioni. Comunque già a quel tempo, già nel 2008, il Parlamento europeo, tutti gli analisti
europea, la Commissione, perché ogni volta dico le istituzioni europee sono diverse, un conto è la Commissione, un conto è il Parlamento europeo, che hanno posizioni completamente diverse. Per esempio nel nostro paese è stato molto sottovalutato il ruolo del Parlamento europeo in questo momento, che quando ha detto no, non approviamo il bilancio. È stato anche quasi deriso nella stampa nazionale questa posizione invece forte, dicendo no, le politiche sociali prevedono altro modo di intervenire sul bilancio. Quindi insomma da questo punto di vista le istituzioni europee sono su posizioni completamente diverse e hanno sempre sostenuto, invece stante insomma un sostegno molto forte nel dire non si può scambiare. Beh, non si può scambiare, è stato detto nel 2008, la Commissione europea è intervenuta con i principi comunque di flessicurezza, di unire la flessibilità e la sicurezza e di fare questi scambi. La legge del 2012 di fatto propone di nuovo questi scambi. Non solo, ma questi scambi non sono nemmeno del tutto veri, perché è vero che per certi aspetti si riduce la flessibilità in entrata, ma si creano dei varchi enormi. Dice il professor Mendini, che si occupa da non so quanti anni di contratto di lavoro a termine, il fatto che ci sia la possibilità di assumere un contratto di lavoro a termine senza nemmeno dire perché, senza nemmeno la causale, fino a un anno, potendo il datore di lavoro continuare a cambiare, perché quello che ha detto prima Cesare Damiano è io non posso pensare solo a chi entra, ma a chi viene fatto entrare perché correlativamente c'è qualcuno che esce. Allora, se io dico che il datore di lavoro può assumere fino a 12 mesi senza nemmeno motivare perché, non ho ridotto la flessibilità in entrata, ho ridotto alcune delle tipologie forse più pericolose, meno protette, ma certamente un datore di lavoro potrebbe continuare. È vero che non può mantenere quel lavoratore a termine per più di 3 anni, ma la cosa più semplice è che il primo anno ne assume uno, il secondo anno ne assume un altro. Allora il problema, e qui chiudo, e torno alla formazione, il problema è proprio la qualità del lavoro, la qualità della formazione, rendere impossibile la possibilità di fare questo continuo scambio, perché questo continuo scambio è quando tutto questo avviene su mansioni basse, quando di fatto non c'è l'investimento sulla persona. Quando diventi indifferente assumere una persona oppure un'altra, invece no, se tutto questo avviene attraverso un investimento, attraverso la qualità del lavoro, attraverso il rafforzamento delle competenze professionali, quello che una persona che ha esperienza può dare, anziché questa continua rotazione, insomma bisogna invertire il circolo vizioso che ci continua a far scendere e cercare invece di ricostruire un circolo virtuoso che ci fa incrementare. Questo non è sogno. Alcuni dati stanno dimostrando che le imprese stanno tornando nei territori, che dopo il boom delle esternalizzazioni si sta ricominciando a scoprire quanto sia utile invece tornare nei territori, con le competenze nei territori, valorizzando quello che una formazione vera, seria, anche la formazione professionale, ma non solo la formazione professionale, anche l'investimento nella scuola, insomma bisogna investire lì e attraverso questo circuito far cambiare la direzione, anziché continuare ad andare al ribasso, ricominciare ad incrementare e puntare al rialzo. Sì, perché altrimenti poi ci bacchettano perché ci sono rapidamente perché molte cose le ho già dette. La prima è questa, quello che prima accennava l'onorevole Damiano sul fatto di questa intesa che è stata fatta ieri. Non è un'intesa solo tra i sindacati ma è con la Confindustria. Questo assume un aspetto importante dove le parti sociali in modo pattizio tra di loro cercano di darsi delle regole nuove fra di loro sulla base della rappresentanza e rappresentatività data da che cosa? Dal numero degli associati e dalla
dal numero degli eletti. E inoltre con la Confindustria si è detto che un accordo è esigibile, vale nella misura in cui c'è il 50% più 1 di chi è d'accordo nella misurazione della rappresentanza, e questo ci sposta veramente sul livello europeo e ci sposta un grande salto, consegna in mano anche ai lavoratori nella partecipazione la decisione sempre il 50% più 1 di quelli consultati, e per cui è stato fatto un grande passo in avanti, non è solo tra i sindacati, è con le parti, tra parti sociali, con la Confindustria, e questo cambierà totalmente il mondo del lavoro, perché da un lato qui veniva toccato, non avremo più accordi, contratti, qui sono come dire da dumping, perché oggi cosa succedeva? Poteva darsi che un'associazione imprenditoriale insieme a un sindacato fittizio facevano un accordo, un contratto di lavoro, e questo faceva da dumping con tutto il resto. Questa cosa verrà ovviamente evitata, come eviterà che delle minoranze molto sponsorizzate possano, come dire, se decidono liberamente di non firmare un accordo, non possono essere considerati quelli che hanno il monopolio della verità. Credo che queste cose aiuteranno moltissimo, come anche il fatto che per la prima volta ci siamo messi insieme sui temi, faremo questa manifestazione, come dicevo, senza fare la lista e la spesa, ma dicendo anche dove si vanno a prendere le risorse. Credo che sia un segno di grande maturità del sindacato. Stiamo anche e serve anche questo al Paese in modo molto importante. Stiamo facendo anche come con le parti, tra parti sociali, anche un ragionamento sulla riforma del mercato del lavoro. Qui una preghiera, so che l'onorevole Damiano è sensibile, prima di rimettere mano ancora a queste regole che cambiano continuamente, sentiteci, sentite le parti sociali. Possibilmente non rimettete più mano in maniera, perché altrimenti è un macello tutte le volte. Qui io sono d'accordo con la professoressa, nel senso che come parti sociali siamo quelli che viviamo nell'azienda, nella contrattazione, sappiamo dove trovare le soluzioni. Ad esempio, noi abbiamo utilizzato moltissimo i contratti di solidarietà, cioè abbiamo ripartito il lavoro e abbiamo lì salvato moltissimi posti di lavoro, cosa che non viene mai detta dalla stampa, dall'informazione, comunicazione. Questo è uno strumento che abbiamo visto noi, l'avvicendamento anche qui nei contratti tra anziano, un'altra innovazione che abbiamo messo dentro i giovani, cioè come dire, anche su tutti gli altri aspetti. Credo che sia molto importante partire da questo dato di fatto, come è importante come parti sociali c'è in atto anche una maturazione, come si esce dalla crisi. Si esce dalla crisi in maniera qualitativa, dal punto di vista qualificando l'impresa, oppure pensando di fare una competizione da costi. Cioè, se io risparmio sulla salute e sicurezza, sugli interventi sull'ambiente, sulla formazione, sull'integrità psicofisica del lavoratore, sono davvero più competitivo o no? Guardate che anche nelle associazioni imprenditoriali sta avanzando questa idea, perché anche loro cominciano a subire competizione al ribasso. Questo è un tema che oggi che dobbiamo discutere, che stiamo facendo anche su questo versante dei passi in avanti molto, molto importanti. Credo che questo in senso generale abbiamo bisogno anche della politica che su questi argomenti aiutino le parti a incontrarsi e far avanzare quest'idea, queste modalità, queste strumentazioni per poter appunto uscire dalla crisi in maniera nuova, diversa, qualitativa,
perché non potremo mai competere con i cinesi e con gli indiani su alcune cose, dovremo competere sulla qualità. Questo è lo sforzo, e sulla qualificazione dell'impresa, come credo ho finito, che sugli aspetti della riforma Fornero io continuo a insistere, bisogna davvero che si faccia uno sforzo a far incontrare offerta e domanda, ma mettendo la scuola in mezzo. Cioè, noi abbiamo molti artigiani che dicono che mancano le imprese artigiane, mancano delle figure professionali che una volta c'erano, stamtatore, tornitore, falegname e così via. Non abbiamo più scuole professionali. Dobbiamo rivederla questa cosa qui, le abbiamo massacrate tutte, le abbiamo fatte diventare tutti i licei. Come pure nel pubblico impiego, ma è mai possibile? Possiamo noi prevedere quanti insegnanti? È possibile farlo? Vanno in pensione. Allora li preparo prima nell'università, so già che come arrivo, no? Quanti ne devo formare, quanti medici, quanti infermieri. Si può fare un lavoro di previsione in modo che evitiamo di avere questo cumulo di cosiddetti precari nella scuola, e sono arrivati a 400.000. Abbiamo così da prorogare qui, sarà un massacro, cioè nel senso che riusciremo, se non invertiamo la logica. Grazie. La parola al dottor Damiano. Ma per i pochi minuti, se siete d'accordo, vi spiego la mia idea sulla staffetta generazionale di cui si parla molto. Io la vedo così. Ci sono 4 leggi che disciplinano la staffetta generazionale. La prima è di De Michelis, 1984, la seconda è di Marini, 1993, la terza è di Trevo, 1997, la quarta è Damiano, 2007. Nessuno ha funzionato. I motivi sono molti. Allora, come si fa a farla funzionare? Io faccio questa proposta. Se noi proponiamo a Cesare, io sono l'anziano di turno, che sta lavorando, di andare a part-time, dimezzando lo stipendio e gli pago i contributi per avere una pensione come se lavorasse a tempo pieno, di questi tempi, ma anche in altri tempi, Cesare dice no, anche se al posto suo assumiamo un giovane, a meno che sia suo figlio. Chiudo la parentesi. Non credo di sbagliare. Non funziona. Chi è disposto a farlo? Non funziona. Ci sono alternative, io ho queste proposte, naturalmente saranno bocciate, ma le dico uguali. La prima, utilizziamo il contratto di solidarietà espansivo. Diciamo a Cesare, tu passi da 40 ore a 35, te ne pago 38, ti do i contributi per avere la pensione a 40. In cambio assumo un giovane a tempo pieno con il contratto di apprendistato, quello che costa meno. Lo dico anche qui a scanso di. Oppure, seconda proposta, utilizziamo l'idea di flessibilità nel lavoro. Dico a Cesare, ai 62 anni, magari, 35 di contributi, vai in pensione, ti diamo metà pensione e metà stipendio perché fai part-time e assumiamo un giovane. Tu avrai lo stipendio pressappoco di prima. Secondo me questa è una soluzione che potrebbe funzionare. Naturalmente vedremo quello che dice il governo su questo argomento. Voi capite che consentire a una persona di andare in pensione e poi tornare al lavoro ci vogliono delle normative. Però credo che un punto sia quello di consentire alla persona più anziana di non dimezzare dall'oggi al domani la propria retribuzione, soprattutto di questi tempi, soprattutto se la retribuzione è da 1.200 euro netti. E sì, come potete ben comprendere, oggi questo è il livello medio delle retribuzioni
Quindi queste sono le mie opinioni per quanto riguarda la staffetta. Parliamoci chiaro, la staffetta generazionale, se va bene, muove 50.000 posti di lavoro, non 500.000 posti di lavoro, per una sperimentazione. Il vero problema, il vero toccasana, la vera questione è quella della diminuzione di cui parlavo prima, del costo del lavoro nel momento in cui assumi i giovani. Facciamo attenzione però a quel trucco, i giovani costano meno, quindi lascio a casa gli anziani, e facciamo attenzione al fatto che non ci sono solo i giovani come anello debole della catena del mercato del lavoro, ci sono anche quelli che perdono il lavoro all'età di 50 anni e non sanno più dove sbattere la testa. Naturalmente, di fronte a queste proposte c'è subito un'obiezione: e bravo, spingi quelli fino a 32 e quelli oltre i 50, ma da 32 a 50 io che cosa faccio che sono precario? Anche questo è un problema di cui dobbiamo in qualche modo tener conto. Da dove la giri sbagli, da dove la giri puoi fare qualcosa. Io penso che se noi riuscissimo a mettere questi soldi sulla cassa in deroga, un po' di soldi sulla solidarietà, aumentare i soldi sulla cassa in deroga se non saranno sufficienti, non lo saranno per il 2013, mettere un po' di soldi per diminuire il costo del lavoro, un po' di soldi per la staffetta generazionale, non dico che abbiamo risolto i problemi, ma almeno abbiamo acceso questa speranza di una ripresa che si fonda sul fatto però che ci siano investimenti per lo sviluppo. Restituire ad esempio i 40 miliardi come stiamo facendo sui 110 miliardi di debito della pubblica amministrazione alle imprese immette liquidità. Per immettere altra liquidità bisogna sbloccare il patto di stabilità perverso che oggi esiste, che impedisce ai comuni virtuosi che hanno in cassaforte delle risorse che hanno risparmiato di poter investire. Ci sono le buche per le strade, i lampioni rotti, il ponte da fare e quindi la scuola da mettere in sicurezza e tutto lavoro, l'artigiano, il carpentiere, il muratore, l'idraulico, il termosinfonista, non so come si chiama, l'impiantista, l'idraulico e così via. È tutto lavoro, è tutto lavoro. Insomma, ve lo dico da keynesiano. Keynes era un liberale, io non sono un liberale, ma sono diventato keynesiano di fronte a questo sfracello di 30 anni di pensiero unico liberista che ci ha portati in questa situazione. Quando riscopriremo il fatto che il mercato non è un dio e che ci sono accanto al mercato anche i diritti delle persone, il problema dello sviluppo e che l'economia di carta non può vincere sull'economia reale, forse avremo fatto un passo avanti, ma qui sono enormi problemi culturali e politico che impegnerà le prossime generazioni. Vi ringrazio. Sede prestigiosa che avete avuto modo sicuro velocemente di vedere. L'invito e l'appuntamento è per il prossimo evento, ci sono ancora dei biglietti disponibili per lo spettacolo di Paolo Rossi, Virtuosi del Carso. Ecco, grazie quindi a Cesare Damiano, alla professoressa Gottardi e a Giacomassi. Io penso che stasera abbiamo tenuto bene lo spirito della Costituzione, quindi di indicare degli obiettivi, ecco, proprio per prendere a cuore, lo stesso cuore che vorremmo che l'Europa avesse anche il governo, una delle questioni più importanti per cui deriva la coesione sociale, quella del lavoro. Grazie a tutti e buona serata. Un attimo, un piccolo